A tutti, buon pomeriggio dall'Ippodromo Arcoveggio, convegno di giovedì 27 novembre. Prima corsa riservata ai 2 anni, 1660 metri, 8 al via, 1 Nice Paris, 2 Yenafi, 3 Ipomea di Poggio, 4 Izar ASM, 5 Isotta Zac, 6 Elector Ramnis, seconda linea, 7 Iona Griff, 8 Il Sogno of Brown. Favori per Isotta Zac, numero 5, Vincenzo Luongo. Macchina che scurva e ora accelera, c'è subito l'errore di Nice Paris, mentre si avvantaggia dall'esterno Isotta Zac e sopravanza Yenafi. Numero 1, Nice Paris, squalificato. Squalifica per Nice Paris, intanto in terza posizione Izara SM precede Ipomea di Poggio. Se ne vanno i primi 200 metri in 14,5 per Isotta Zac, un po' ardente, che tira via. Segue a una quindicina di metri Yenafi e via via intervallati tutti gli altri. 400 iniziali che se ne vanno in 29 netto. Isotta Zac leader, Yenafi che ora cerca di ricucire un po' il gap con la battistrada e l'avvicina sulla seconda piegata quando Vincenzo Luongo cerca di moderare un po' l'andatura. 46,6, in effetti 17,6 il passaggio sulla curva, e ora all'esterno cerca di farsi luce il Lector Amnis che si trascina Ipomea di Poggio. Lungo la corda va invece Izara SM, un'altra pariglia infine formata da Iona Griff e Il Sogno of Brown. 1,1,8 per gli 800 metri iniziali, con un secondo quarto in 32,8, e ora si arriva così al chilometro, coperto nell'ordine del 1,17,8, lo scatto in terza corsia da parte di Ipomea di Poggio che avanza a grandi falcate, si porta in breve sulla battistrada e l'impegna a 500 dalla conclusione. Le due in perfetta pariglia affrontano la curva conclusiva, stallonati da Yenafi. Siamo sulla curva conclusiva con Ipomea che insiste nel suo attacco, tende ad avvantaggiarsi su Isotta Zac, più indietro è Yenafi, poi Il Sogno Brown, completamento della curva, è passato in vantaggio Ipomea di Poggio e nel finale allunga per dominare letteralmente, finisce molto bene all'interno Yenafi e conquista il secondo su Isotta Zac. 1,16,3 ragguaglio conclusivo, 29,9 a chiudere. Impressioni di grande potenza per Ipomea di Poggio, che già aveva dimostrato a sprazzi di andare forte. Oggi completa un percorso vincente davvero molto molto valido, con un ultimo quarto davvero molto molto svelto per liquidare Isotta Zac e vincere bene bene. Massimo Barbini, insediolo a Ipomea di Poggio, il training dello stesso Massimo Barbini per la scuderia Mistero.